devo pubblicare e quando l'ho letto non siamo scompiati, siamo che quando si sul libro bisogna ribadare ma li schiavamo. È stato un libro coraggioso, Peppe è stato un uomo coraggioso. E in tutti questi anni, a noi che lavoriamo sui sportelli, che siamo attivisti della lingua, noi abbiamo imparato a boccare su coraggio. Se crediamo in una cosa, a guerrare, e abbiamo guerrato, prosa lingua, e tutto zucchiamo, esca noi sì, abbiamo scritto, abbiamo guerrato, e se non vi sta Peppe, non filmo su chi sta in che andremo a vedere. Dunque, è un merito umano del Peppe, e se non sta sempre accostato, e nos ha aiutato a mandare avanti queste idee nostre e a boccare la cara, a non scuvare. Peppe è un uomo che non si cubata, che narra sempre su chi pensa, e questo secondo me è un merito umano, a dispetto di tutto e di tutto. Ha veramente un coraggio umano, ma tra balla meda, e dunque è un uomo che non si cubata dei secoli mancari di un'idea, ma facchete, e dunque è un coraggio parisi a suvachere, e noi siamo abituati a far vedere de limba, a fare che sos proclamas, a essere attivistas a parabolas. Peppe nos ha imparato a essere attivistas che sono fatti, e abbiamo fatto un lavoro umano, e in provincia di Nuoro abbiamo fatto veramente di tutti, si scuole, la pubblica amministrazione, chi persone che veramente hanno dato tutto per la lingua, e secondo me lo dobbiamo unare da poche alta, che è il merito del Peppe, tutto ciò che abbiamo fatto in questo anno. Grazie a Dio sul libro, che magari siete scritti in italiano, è una cosa che conta, un lavoro fatto tutto parisi, chi sa regia del Peppe, grazie. Buonasera a tutti e grazie a Peppe, a dottor Moroni e a Vito Biolchini. Una cosa all'estra sera de mistentai. Adesso uno può mi furai su quello de Sagresia un inculturatori di questo libro, un direi già forse si un pinto vinta, comporauso e torrauso a regalare, se ho spragendito a pagare. E se ho spragendito, a parte questa ragione che punti grana, se inizia nel suo sottotitolo, è che costumerì, gli amici su giornalisti sono andati fatto che sia pillo bene, poi una questione, un merito che su saggio deve vedere da parte mia, che impara a non usarlo, a misurare su sentito di identità culturali e di appartenenza a suo popolo usato, a sa comunità di cui si nasce e cresce. Da poi noi misurare su sentito di identità e appartenenza. Che su vago non basta, ma su troppo basta. Uno dei mali che noi sosteniamo come è sacro è che a volte si usa ilci attaccato a lingua nostra, chi però non supportavo nemmeno san prospettica differenza che tu vuoi dare in uno sono, in uno fuetto, finza a trabitas che funta alla Carapari, 3 km o 4 km su suon de Santro. Dos o 3 anni sei noi, io incontravo Saida De Marrubi, un autobio con il professor Diego Corraine, e noi a saccapo di questa ragionata se ne fu pesato a maestra scuola, ponai, dopo questione come sono questione di modo mosatros, ponai, scusi signor Garau, io di quello che lei ha detto non ho capito nulla, mi sono preoccupato con questa cappia, con il contenuto sopra, ma non ho manco buffato. La verità è che questa maestra ogni anno che devo vedere un sacro che non fia da suo sacro cosa sua. Il professor Corraine fia un extraterrestre, ora se non dà manco che considero, fia da Arabus in italiano. Sarasa i testi su chi guasta e chi sul libro di Peppe aiuta a barricare. Su chi guasta resti che su troppo sentito
e su troppo attaccamento a su sardo cosa mia, a su sardo da mia, a su sardo dei saiaius, la lingua della nonna nara avete messo libro, non è profettoso questa lingua nostra. È una di queste cose che si chiede andare innanzi, secondo me, di noi. È una di queste cose che da voce. Leonardo, arguaisi non questi, questo sentito, magari è troppo guasta e arrovina questa cosa. Sul libro di Verdi è un aiuto umano, un po' sull'icidori, un po' imparai a dosare, si narra in italiano, a misurare sul grado di coscienza che noi abbiamo di ottenere questa lingua nostra e questa identità culturale cosa nostra. Grazie. Scusate avversario. Grazie. Saluti a tutti. Io sono Salvatore Sarido, a Socioculturale Alberto l'Antica. È una tromba di operatori che si traballa a pizzo del suo sportello, il sportello linguistico sul corso sulle formazioni. Dunque, su sardo è una lingua normale. A parer mio, su sardo non è una lingua speciale, a patto che esista una lingua speciale, ma è una lingua normale. Questo che non è normale è l'atteggiamento delle gente, delle persone innanzi a questa lingua sarda. E dunque succede che chi sa vita mia, una vita che è accanto a Castello, che anda in bottega e comincia a sapere un po' picciocca, ma finché sa qualcuno signore che comincia a questionare di quasata, però quando si indaga chi qualcuno tu sapeva, Furri anda subito sul linguaggio e incomincia a questionare un italiano, ma anche un italiano regionale. Devo appunire sul libro di Peppe Colongio, un libro scritto bene, chiaro, un libro che pone in evidenza il stereotipo sugli antifrimmao sa lingua sarda e servivo fino a me un po' attuale, e usare sa formazioni che dello venimo e che non c'è stata rinescia. Uno prodotto su de gusto su come tenai stereotipo ed è un frimo in questa posizione che i scambidanesos e i locutoresos che si pongono a questionare i pari non si comprende. Beh, frasso, poi frasso. Vedevo a Vaticano siamo stati, partecipo a conferenze regionali della lingua sarda, a un dilotto questionante di dialetto su in solo. Miracolo, si comprendeva su tutto sapere. Questa è una cosa allucinante questa. Altro stereotipo via da gusto che la lingua sarda è una lingua come tenai che non può tenere fuetto sul tecnico del satideo, ma è una lingua accappiata a un mondo agropastorale, un mondo del susato, del sargiola, un mondo del sumedao. Fra suo gusto, poi non so se sperimentavo quest'anno su Sulcisi, poi le buone sapere gli amministratori dei comuni si narrata, ma questo corso di lingua sarda, ma poi toccherà fare un corso di lingua sarda, ma poi non penso un corso in inglese, un corso in informatica. Bene, io ho fatto un corso di sardo inglese, un corso di sardo informatica. E dunque che succede? Che io ho imparato la lingua sarda come lingua veicolare può mostrare e imparare l'inglese, l'informatica. Ha funzionato perfettamente. Se gente, i scientifici, si punti, come dire, passano in secondo piano e si passano sa lezioni, preguntas in lingua sarda e si punti concentrati a pezzo dessa vaina del suo corso.
Dunque, questo olinai che s'usato est una lingua normale, questo è un atteggiamento normale, innanzi a una lingua normale. Devo consigliare tutto su dei leggi sul libro di Peppe Colongio, che dà mostra da questa situazione ed è una fonte importante in me, da pochini, come te me, tenia da dudas a pizzo su questa lingua santa. Grazie a te. Giovanni Colli. Abbiamo altri 3 interventi, poi dobbiamo chiudere. Grazie, ma si scritto di ufficio, non me l'ho di mandare, comunque mi è piacere. Lo sul libro l'ho letto. È un libro bello, coraggioso, come te sennavo. È un libro di storia, di linguistica, è un libro di politica. Però una cosa che compete nella parte politica, io credo che non può esistere una lingua e una norma scritta. Questo è un punto dove si deve muovere. Questo è stato deciso sul 2016 e si è aggiunta solo, e da cui non si può tornare in pausa. La lingua scritta e comunque la lingua standard linguistico BR e deve essere uno, e che in italiano quando scrivo però scrive sì una parola alla sua espriente bene o male, poi si standard, cioè appello un vocabolario, leggo e io sì, il significato usa parole sus, si scritture sus. Insomma, queste cose deve capitalizzare. Secondo, tocca a te spendere dinari per questa lingua, pieno dinari. E la lingua va di dinari, sì, noi ci spendiamo dinari per questa lingua, creiamo solamente già bisogno, manteniamo il posto di lavoro di bisogno di tutta questa gente che lavora e ne creiamo altri, e su un posto di lavoro sardo, magari, si lavora in questo settore, ma vince sos editores, oltre ai sos operatori, su sardo, è un buon gusto, però mantiene sul lavoro in Sardegna e poi spende su dinari in Sardegna. Poi certo, a me dobbiamo superare, dobbiamo andare ad innanzi di una cultura che ha più imposto, non hanno imparato per tanto tempo. Se voi specializzate i propri strumenti che possono entrare a non fare si smuto per la scolazione, andiamo a non prendere e quindi questo stress, due semina, se un umile, io non ricordo, un po' di me sono seduti su un tavolino, fra isso sono i terzi, un caffè, tu i terzi, una pasta, tu una tassa d'acqua, allegati sardo, ogni passo barista, non volessi sicuro, un caffè, una pasta e un bicchiere d'acqua e il succo. E man mano mi sono stato, per esempio, in un bar, arrivavo da una vita, e la vita sarà elegante per questa città, e nata su barista in sardo, su ieri, no? Ma mentite io, un panino, su barista le risponde in italiano. La conosco, vedi, se avessi saputo il sardo, no, non lo so il sardo io. E perché non gli rispondi il sardo? Perché non è professionale. Perché non è professionale. Naturalmente questo è un buon barista, cioè è un barista che ha dato si sola, alberghiera, questo è un barista di uso il wine per concludere un po' venire a fine mese, questo non gli ha dato tutto, si sola, sei bravo, e questo evidentemente l'ha imparato in queste cose. Oppure in un'atmosfera orientalizzante si dà l'imposto a comunque. Non esiste políticos catalanos, bascos, corsos que non hanno più sul problema che tenemos noi omnici. E non hanno guerrado in questa idea de ser variantes, de ser variedades, de esos dialectos, e todos, corsos,
catalanos ou bascos, por dar esos exemplos, e por citarmos, todos os políticos, a clase dirigente desos partidos nacionalistas, son arribados a unha conclusión: a limba debe essere una, a norma debe essere una. E gallego, per esempio, in orianesimo, no? Quindi noi non abbiamo che dobbiamo sancire. E solamente era per studiare in Toscana, no? E cosa andava in Toscana? A Pisa e studiare i due, non andavano, iscrivano per andare casa, ma andavano a casa, iscrivano a cavallo, ma andavano a cavallo. Non lo leghiano in un modo diverso. Ego, sono andato a leggere per intendere, non abbiamo sancito, ma anche iscrio, ego, e iscrivere in un modo. Un altro limite, in questo punto, un altro problema adesso sarà in testa. Certo che a noi non viene più facile allegare, affrontare, questionare in italiano, no? A fare un discorso, a fare un intervento politico, a fare una relazione, un studio, ma proibite. Acá in italiano amato as elementares, amato as medias, amato a superiore, sul liceo, amato all'università, amato a specializzazione, a pratica. E anche sbagliavamo, non lo insegnavano a Rugno e a Blu, e si schiavamo male se svolto noi d'altro. Quindi noi l'abbiamo studiata la lingua, non esistono lingue, io non so che si impara. Si impara su modo di vedere in una famiglia, ma la lingua, se la dobbiamo riuscire, se la dobbiamo controllare bene, la dobbiamo studiare, la dobbiamo imparare. Per studiare, per imparare deve essere buona e codificata. Grazie. Cristina Baiocchi. Se non l'hai andato, non l'hai preso. Una colonna dell'ufficio. Buonasera a tutti, io collaboro con Giuseppe Coroncio dal 2008. Fai di sardo, non è che... Sì. È che io sono pesata in sardo ma non sono accostumata all'ho vista del pubblico, non mi ricordo bene. Accostumati. Trabalho con Giuseppe Coroncio adesso nel 2008, ma sono cosa che lo conosco da questo usato. Adesso 1984. Ho fatto sull'università di Bari. E se già questo tempo cosa vi fissavo, questo in basarda, la vita, dove due scapienze non esistono, tutti d'uno. Litigavamo spesso, insomma, scusate, litigavamo in veda, poi devono fare questa idea. Poi invece piano piano mi sono convinta del fatto che comunque lui avesse ragione. Ci siamo poi incontrati appunto in regione dove lui è diventato dirigente, è passato dall'altra parte della barricata, diciamo in qualche modo. L'ho visto fare delle cose che non avrei mai pensato possibili. Io lo dico sempre in pubblico, lui è un visionario, ma non nel senso negativo del termine, è un visionario perché lui ha una visione. Un uomo coraggioso, come ha già detto Maria Antonietta Piga, mi ripeto, è la verità. Quindi l'ho visto in questi anni fare le nozze con i frutti secchi, perché eravamo veramente la Cenerentola dell'assessorato, abbiamo sempre avuto pochi fondi e lui ha fatto tante cose, tra cui un'azione di amministrazione creativa, come la chiamiamo noi scherzando. È riuscito ad inserire la lingua slava nelle scuole tramite un comma di un articolo di una finanziaria. Sto parlando della lingua curricolare, dell'insegnamento della lingua slava nella lingua curricolare, che fa parte proprio della legge 3 del 2009, che è una legge finanziaria. Infatti ci hanno fatto anche i complimenti per questo aspetto, anzi li hanno fatti a lui in particolare, perché l'idea l'ha avuta lui. Le altre minoranze linguistiche, quando siamo andati appunto in Ladini, ad Aosta, dove abbiamo partecipato al Festival delle Lingue Minoritarie, insomma, perché siamo riusciti a fare una cosa che loro non sono riusciti a fare, anche se hanno invece delle leggi che sono molto più all'avanguardia della nostra, che hanno una tutela maggiore appunto sulla lingua di minoranza. Quindi comunque non è una cosa semplice lavorare con Peppe Coroncio, perché è un personaggio difficile, spigoloso, io non posso permettere di dirlo perché ci conosciamo da tempo, quindi
quando è il caso lo posso anche mandare a quel paese, non il suo, un altro. Guarda che fare la famiglia, la scuola. Sì, ognuno fa sua, come sempre diciamo. Quindi insomma negli anni ho imparato anche ad avere un'altra visione, anche io, cioè ad avere una visione più grande, come quella che ha lui. E forse la strada giusta è proprio questa, perché alla fine lui ha ottenuto tutti i risultati dove invece pochi, diciamo nessuno, perché in realtà c'è stato un movimento diverso da quando lui è in regione. Naturalmente con il nostro valido apporto mio, di Marina Barno, di Francesca Grazzi, di Carla Romanino, di cui ho preso il posto volentieri, ma perché insomma lei finalmente è potuta andare a casa sua in pensione, di non so, di Cristiano Beccioli, di Tiziana Del Sì, tanti altri che adesso non mi vengono in mente, mi perdoneranno. Sono tutti citati nel libro. Tutti citati nel libro, è vero. E quindi con il nostro apporto, perché naturalmente lui da solo non è che potesse fare tutto, dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista anche linguistico e passionale, che come me insomma credo in queste cose, altri che invece magari ci credono meno, che magari non parlano il sardo, come non so, Paola Ugo per esempio, che è un valido funzionario del nostro assessorato, che si occupa proprio dei media, di quel settore delicato di cui si parlava prima, che però lavora anche lei insomma con profitto, magari non parlando il sardo in casa, parlando l'italiano. Quindi, non so, grazie a tutti voi per essere qui. Speriamo di continuare in questa direzione. Adesso che abbiamo i soldi, perché se ne va, quindi. Bene, grazie. Questo intervento dimostra che avere un buono staff motivato e coordinato serve far lavorare bene anche i dirigenti. Gli ultimi due interventi sono di due politici, quindi persone che conoscono i ritmi e i tempi. Abbiamo 4 minuti da dividere in due. Il primo è Bustiano Composto. Io mi presento invece, io sono uno sono 1.600.000 linguistas che sono in Sardegna. Solo che mi distinguono da sosatros che non sono affetto di impotenza coloniale. L'impotenza coloniale, scusa, che ci ha costretto a non stancare questa difesa del Santarille della Doma Nostra, intendendosi impotente di poter difendere invece una collettività intera. E tanto nos razzapamos a briare sozzilleri, che sono satiri, sono linguistas che bisogna vincere, tutti linguistas, non è che bisogna pattuni, sozzilleri che non sia linguista, sono tutti linguistas. E tutti difendono, fino all'ultimo Santarille de Domo, sugli annili de Domissolo, sul pianeta che ben prima di entrare a Domissolo. Questa non è una cosa casuale, è tipica di questa zona che sono colonizzata culturalmente, politicamente e territorialmente. È normale, la prima cosa che si sente è di una nazione scusa, lo spazio di condivisione. E la lingua è un spazio di condivisione, che se è un codice condiviso permette a una collettività, a una nazione di elaborare modelli propri, economici, politici, sociali. Se non c'è questo codice di comunicazione in questa nazione, un codice condiviso, questa nazione è costretta a copiare modelli, a copiare economia, non produce nulla, è costretta a non esistere in quanto soggetto politico del suo mondo, ma non solo nega attaccare cosa sa collettività tematesi, ma impone tutto il mondo che viene a mancare un contributo in sa cultura politica, in sa cultura economica, in sa cultura sociale. Ma su danno peus che poi non sa che è che questo metodo lo applichiamo non solo in lingua, ma lo applichiamo in tutti gli altri aspetti. Cioè, questo di non stancare in un corraleggio minore che è spazio in cui noi non intendiamo in grado di non difendere, che non intendiamo impotenti con lo spazio pulmano. E tanto nos accorralamos e difendiamo fino all'ultimo questo corraleggio che è il nostro e lo difendiamo dai cari sia
persone che vogliono entrare, sia che a parte del suo popolo mio, sia che sia tanzeno, che è stata vai a Terue. Questo è stato danno mano che nos hanno fatto, che nos costringe a difendere spazi accorralati, quando invece noi siamo parte di un popolo che ha una cultura sua e che noi dobbiamo essere contenti e mannino di avere una cultura e mannino deve poter contribuire a suo mondo. Bene, io sono uno di questi 1 milione, se schienta mezza linguista, che sono disponibile però a suo sacrificio nazionale. Io non voglio scrivere, non voglio difendere su Vizzichese, ma anche su questa pagina web dei vizi che io scrivo in Vizzichese, scrivo in lingua sarda comune. Tutto mi priano, ma non mi dà tutti nulla. Io sono disposto a suo sacrificio nazionale, mi devi tornare a scalare questa lingua nazionale mea, questa nazione mea, non mi importa cale, io sono disposto pure a scrivere in campidanese, a scrivere in gadulese. Ci sono stato 5 anni che si è fatto la gadula, ha imparato chi pure si sta imparando, ma poi dare soccorrere questa gadula però, poi che non deve dare questa nazione che è dare la lingua nazionale mea. Io sono estremo un libro di matematica in sardo, mi che gli scrivi che la lingua, lo devi scrivere, che io che sto toccando mi potrà studiare. Io penso la fortuna di essere sindaco di questa isla di Peppe Coruccio e si devono a tutti, ma in particolare a questo di Castello, che a Peppe si dà ospestato e si dà ospestato 20 anni, sicché lui Peppe stanno scendendo se la carta scanita, sicché per te sto la vita, io ho prestato a Castello Santo Bernardo sicuro, tutta gente importante come a me mi ha detto, insomma. Devo dire una pitocca Ignazio, va bene. E ho visto che su sardo este in difficoltà di manna con il bosardo su campo, di comprendere di me ai naue. Sceo sul vago d'otto ed è questionato vago non solo in Castello, ma è questionato vago in la maggior parte delle regioni storiche della Sardegna, in ogni luogo delle generazioni nostre, che si usa arrivando a un punto particolare. Non si usa in una situazione normale la lingua. Come abbiamo descritto prima, sul libro di me, la lingua normale. No, ma non sono sagadato rispetto a usarlo in una condizione di normalità, se uso in una situazione di emergenza straordinaria e deve ottenere il coraggio di noi che a una situazione di emergenza straordinaria si deve a rispondere in maniera straordinaria e di emergenza. Commenti tu potevi fare. Devo essere un politico e vi ringrazio, non politicanti come te gusto che conoscevo, insomma, mi permetto di fare una proposta. Sappiamo cosa ne fai, è secondo me, ne dovrai a ponere un comitato, un movimento, se rivedete come ti ho lesi, che dall'alto o dal basso va un porta, che si pone a due obiettivi. Su primo, di questionare il sardo in ogni luogo, in cambio si sia luogo, e di imparare anche a Vittor Biolchina, che non è il sardo, ma che è l'ospitato 3 mesi all'anno, lo questiono se lei è impresso. Prima cosa, sicché di giocare questa e grungia, chi meno gente viene e secondo me dovranno sia pesare questa grugia, come fuori con il mamma nostra e con il nonna nostra, quando si narrano che c'è mai salto, che questa lingua dei poveri e dei ignoranti, sì? No? Poi quando mi sei laureato, lavoratore, studente, sei andato in mamma e dopo no, ma ti piace ignorante? No, e tanto dopo molto non vai che riflessione, adesso ci mi hanno
lo pare tempo prima. Prima cosa, dunque, il movimento lo questionai in sardo d'ogni allogo senza signi preconciati. Contemporaneamente non c'è un prima e un dopo, va bene? Tocca ad appellire a voce alta, con grande dignità, sul bilinguismo perfetto e a dove dire a una classe politica che tiene qualcuno difetto a qualcuno, non questiona da in sardo e non tiene le grandi idee o sta lingua sarda, salvo l'assessore di turno, no? Che è obbligato quasi a essere sensibile a questo tema o su presidente. Fosse solo questo il difetto per no? Di non comprendere su sardo, il problema è che non comprende nulla a volte, manco di sardo, perché siamo veramente in una situazione di difficoltà. Sicché deve dire sul bilinguismo perfetto, deve essere una cosa forte, senza ventagli ancora. Quindi se su questa situazione di emergenza devo andare a poi deve essere cosciente che la lingua, e se se no in noce davanti di tutto, la lingua è una cosa fondamentale, su connotato, identità fondamentale di un popolo, di una nazione. Le conseguenze che il nostro non diversare la lingua adesso è difficile a diversare tutto il sacro che deve in Sardegna, a partire dall'economia e di altre cose che dei punti in difficoltà di denunciata per una cosa che poteva andare bene, è tutto in difficoltà. La lingua sicuramente è una lingua di gusto libero. Sicché se ho una lingua, siamo d'accordo con lo stiamo e tante cose, se ho una lingua sarda, è tempo di accappare, ma che non sono visionato su una lingua sarda, poi a Salvini sulla Cunese Salvini vai, no? Se ho preoccupato di questo. Casi che inconca di capperi